Serve una mano, ci sono tanti modi per farlo, passare con noi il Natale, ma anche direi sostenerlo in tutto questo tempo. Il 25 di dicembre saranno oltre 800 le persone che parteciperanno ai pranzi di Natale con i poveri, organizzati dalla comunità di Sant'Egidio. Una giornata di condivisione e amicizia per donare un sorriso ai poveri, agli anziani soli, alle famiglie in difficoltà, alle persone che non hanno una casa. Per questo c'è bisogno di volontari. L'appello arriva da Padova, dove quest'anno saranno ben 3 i pranzi di Natale. A Padova ci saranno ben 3 pranzi di Natale il 25 dicembre, uno presso la Chiesa dell'Immacolata al Portello, un altro presso la Basilica del Santo con l'aiuto dei frati e poi un terzo, un nuovo pranzo che quest'anno sarà preparato al quartiere dell'Arcella. Cresce quindi questa famiglia larga che vuole essere vicino a chi il giorno di Natale è povero oppure è solo, non ha nessuno con cui passare il Natale. A Treviso una cena della vigilia con le persone sole e i poveri della città si terrà presso il seminario. Altre iniziative si svolgeranno nel Veneto, a Conegliano, Mestre, Schio e Rovigo. Lo slogan è "Aggiungi un posto a tavola". Servono volontari per aiutare nella distribuzione dei pasti, ma si può contribuire anche in altri modi. È possibile farlo mandando un SMS solidale al numero di Sant'Egidio, è possibile scriverci, trovarci nei social anche per portare un regalo, per esempio, che potremmo distribuire il giorno di Natale.